Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Dopo una notte di attesa con le urne sigillate aspettando lo spoglio, iniziato questa mattina alle 8 per il neogovernatore, sono state ore di fibrillazione, guardando i risultati che arrivavano sezione dopo sezione. In tarda mattinata la conferma, con oltre il 57% delle preferenze Fedriga e il centrodestra vincono questa tornata elettorale. Distaccato il candidato del centro-sinistra, Sergio Bolsonello, con il 26,8%, crollo del Movimento 5 Stelle con Alessandro Fraleoni Morgera che si è fermato all'11,6%, 4,3% per Sergio Cecotti. Per Fedriga è il momento di festeggiare. È fuori di ogni previsione, fuori da ogni sondaggio e quindi grazie mille, e grazie ovviamente per i voti che ho preso, che ha preso la mia coalizione, che ha preso la Lega, che è il più grande risultato nella storia del Friuli Venezia Giulia, la Lega. C'è il tempo per il neogovernatore di salutare il suo diretto avversario Bolsonello. Grazie. Una foto almeno. Sempre avversari, mai nemici, ricordatevelo sempre. Tanti complimenti arrivati al vincitore, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha chiamato Fedriga, gli ho fatto le congratulazioni, ha detto, per un risultato strepitoso che fa decollare un nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra dell'autonomia, insieme faremo grandi cose. Poi l'attesa telefonata da parte del leader del Carroccio, Salvini, che si è congratulato per il risultato ottenuto soprattutto dalla Lega, che nella coalizione di centro-destra si conferma il primo partito con il 34,9%, al 12% Forza Italia, Partito Democratico al 18%, Movimento 5 Stelle al 7%, percentuali che potrebbero far rivedere gli equilibri anche a livello nazionale. Spero che il risultato del centrodestra e della Lega agevoli una scelta che rispecchi il voto dei cittadini che hanno ribadito anche oggi il voto del 4 marzo, anzi mi sembra in modo ancor più deciso.